ho qualche difficoltà, non è certo il primo appuntamento importante, il primo congresso, però stamattina mi sento davvero particolarmente sereno, contento per la vostra presenza tutta. Care compagne e cari compagni, benvenuto al nostro 19° congresso. Un caro saluto alla segretaria della CGIL Sicilia, Gabriella Messina, a cui va il mio sincero ringraziamento per la presenza, ma anche per il supporto che tutta la segreteria regionale costantemente offre alla struttura provinciale. Grazie di cuore anche a Daniela Barbaresi della segreteria nazionale, che ci onorano della loro presenza qui ad Agrigento, a dimostrazione che anche a livello centrale nutre stima e apprezzamento per il nostro modo di operare e di rapportarci con Roma e con il territorio. Un saluto affettuoso alle autorità, Sua Eccellenza il Prefetto, i sindaci di Agrigento, Micicheti, Aragona, Pendolino e ai graditi ospiti, che ringrazio per aver voluto condividere con la nostra organizzazione questo momento di dibattito e di confronto. Per noi l'occasione è importante non solo per fare il punto della situazione sulle cose fatte in questi anni, ma anche per tracciare il percorso di intervento e di azione rispetto alla visione e ai nuovi obiettivi da raggiungere per contribuire a migliorare la qualità della vita nel nostro territorio agrigentino, nella nostra Sicilia e nel nostro Paese. Per la CGIL Agrigentina la vostra presenza è particolarmente gradita perché riteniamo che il contributo di ciascuno nel rispetto dei ruoli è utile per mettere a punto un programma che rivolga lo sguardo al futuro, oggi più che mai a rischio in quanto condizionato da 1000 emergenze. Aumenta la povertà, aumenta la precarietà, aumentano le disuguaglianze, aumentano i morti nei luoghi di lavoro, aumenta l'indice di criminalità, aumenta l'evasione fiscale. Non parlo di un paese sudamericano, governato dopo un golpe, né tantomeno sto parlando di un paese del terzo mondo, semplicemente è la condizione del nostro paese, dell'Italia, che si trova al 7° posto nella classifica dei paesi più industrializzati del mondo e che è secondo in Europa. Parlo di un paese il cui ministro della cultura vuole educare gli studenti attraverso la mortificazione, che vuole chiudere il 10% delle scuole. Nella manovra finanziaria è inserito un provvedimento che in 2 anni ci consegnerà 700 scuole in meno. In Sicilia saranno 100 le scuole a rischio di chiusura. Una norma nascosta tra le pieghe della legge del bilancio dello Stato che nel corso dei prossimi 10 anni porterà alla riduzione delle scuole italiane da 8.136 a 6.885. Lo scopo del taglio è risparmiare sugli stipendi dei dirigenti scolastici. Il taglio avverrà non sostituendo coloro che andranno in pensione e affidando a coloro che restano al lavoro responsabilità sempre maggiori. Per questo governo la scuola è vista come un centro di costo, come una voce di spesa qualsiasi, su cui risparmiare e non come un investimento culturale ed educativo destinato alle nuove generazioni. Nessuna risorsa per il rinnovo dei contratti dei lavoratori, mentre agli istituti privati andranno 70 milioni di euro. Ancora, siamo in un paese con un ministro dell'interno che vuole vietare manifestazioni con oltre 40 persone, vedi il decreto RAB, e che vorrebbe punire i trasgressori con il carcere, salvo poi fare marcia indietro. Un ministro della giustizia che propone una riforma in grado di assoggettare di fatto la magistratura alla politica, che vuole abolire le intercettazioni. In un paese di grandi evasori che registrano una corruzione asfissiante, con criminalità organizzata sempre presente, come si pensa di combattere tutto questo? Uno dei pochi strumenti che gli inquirenti hanno è proprio l'uso delle intercettazioni telefoniche e ambientali, che invece si vorrebbero sopprimere. Davvero, siamo messi male. Un paese che ha una ministra del turismo che anziché allinearci alle regole europee sulle concessioni balneari vorrebbe che le spiagge libere siano assegnate ai privati per tenerle in ordine da tossicodipendenti e rifiuti.
definendo rompiballe chi paga con la carta. Aggiunge che servirebbe un aeroporto a Cortina come esiste nelle più importanti località sciistiche estere, perché la strada per arrivare è un calvario. A questa ministra diciamo: venga a fare un giro sull'Agrigento-Palermo o nelle nostre aree interne. La stessa proprietaria di imprese balneari vuole tagliare il reddito di cittadinanza perché non trova lavoratori stagionali. Un paese che doveva aspettare un presidente del Consiglio dei ministri donna per vedere un attacco frontale alle donne attraverso la discriminazione tra mamme e non mamme per andare in pensione anticipata con l'opzione donna, che tra l'altro contiene al suo interno una forte penalizzazione economica che da sempre è già sufficiente per definire uno schifo la stessa misura. Sì, questo è il tratto che questo governo vuole attribuire al nostro paese, l'Italia, un paese con la Costituzione più bella del mondo, un paese ricco di cultura che ha conquistato la libertà grazie alle lotte e al sacrificio di tanti cittadini che hanno combattuto e vinto il fascismo. Uno studio del Censis di qualche mese fa ci dice che la povertà nel nostro paese colpisce circa 3 milioni di famiglie, pari a circa 10 milioni di persone. Il numero di famiglie di povertà assoluta sono 1.960.000, l'equivalente di 5.571.000 persone, mentre sono 2.895.000 le famiglie corrispondenti a 8.775.000 persone che vivono in condizione di povertà relativa. Oggi percepire un reddito da lavoro dipendente non è più sufficiente a mettersi al riparo dal rischio di cadere in povertà e da una condizione di disagio socio-economico dalla quale può diventare difficile affrancarsi. Sul totale degli occupati, 22.500.000, il 21% svolge lavori non standard, dipendenti a termine, part-time, collaboratori. I più colpiti da queste condizioni di precarietà economica e sociale sono i giovani, il 38%, nella classe d'età dei 15 a 34 anni, con basso livello di istruzione, che risiede nelle regioni meridionali. Sono invece 4 milioni i dipendenti a bassa retribuzione, nel settore privato, con una retribuzione annua inferiore ai 12.000 euro. Di questi 400.000 hanno un lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno. Sul futuro della tenuta sociale nel lungo periodo pesa la condizione dei pensionati, quelli poveri che percepiscono un reddito pensionistico nell'anno uguale o inferiore ai 12.000 euro sono 6,2 milioni, pari al 40%. Il 60% delle pensioni di anzianità o vecchiaia non raggiunge i 10.000 euro all'anno. La pensione di cittadinanza con un importo medio mensile di 248 euro è percepita da 126.000 pensionati, di cui circa un terzo costituito da persone in condizione di disabilità. Nell'anno della tripla crisi, da Covid, rincaro energia e guerra nel cuore dell'Europa, torna a aumentare il rischio default per le imprese italiane. Negli anni 2019 e 2022 le imprese a rischio erano il 12% nel 2019, oggi salgono al 16%. Le imprese vulnerabili erano il 29%, oggi il 32%. Le imprese solvibili scendono dal 40% al 36%. Le imprese solide calano dal 17% al 15%. Con questo triste quadro il governo vuole togliere il reddito di cittadinanza. Anzi, anche qui i dati dicono che al netto di pochi furbi che vanno scovati e colpiti, la maggioranza di essi sono persone invalide, con età avanzata, con tasso di scolarizzazione basso e quindi sostanzialmente non facilmente occupabili. Vogliono risparmiare sui poveri per fare un condono che chiamano pace fiscale, con la cancellazione di cartelle settoriali fino a 1.500 euro, uno schiaffo a chi ha sempre pagato regolarmente. Vogliono estendere la flat tax al 15% fino a 85.000 euro ai lavoratori autonomi
Il risultato sarà che un lavoratore dipendente pagherà tasse che andranno dal 23% sotto i 15.000 euro al 43% sopra i 50.000 euro, discriminando i lavoratori dipendenti e violando la Costituzione. Si vuole alzare a 60 euro il limite sotto il quale un esercente può non accettare il bancomat per i pagamenti, mentre in Italia c'è la più alta evasione IVA d'Europa, 26 miliardi. Si porta a 5.000 euro l'uso del contante, favorendo anche il nero e le operazioni illegittime. La relazione l'ho scritta questa notte, stamattina dicevano che forse da 5.000 passano a 8.000 e quindi nella nottata probabilmente questo governo ancora una volta modifica le proposte in tema di evasione fiscale. Si vuole portare le tasse sulle rendite, cioè sui guadagni da capitale, dal 26% al 14%. Ecco a cosa serve quello che viene tolto ai poveri con la riduzione del reddito di cittadinanza. Lo si vuole regalare alla rendita, cioè a chi possiede un patrimonio finanziario e guadagna senza lavorare, incoraggiando gli evasori. La Banca d'Italia ha bocciato la manovra del governo su fisco ed evasione, affermando che porta indietro il Paese. Il tetto al contante è un freno alla criminalità e ancora, sono penalizzati i dipendenti e senza reddito di cittadinanza avremo 1 milione di poveri in più. Così come la Commissione europea e il mondo delle imprese hanno dato un giudizio negativo. Continua la strage silenziosa, 3 morti al giorno sul lavoro. L'Osservatorio Vega sulla sicurezza di Mestre certifica: sono 909 i lavoratori che da gennaio a ottobre 2022 hanno perso la vita da nord a sud del paese, con una media di 90 vittime al mese. A crescere purtroppo non sono solo gli incidenti mortali, ma anche gli infortuni. Le denunce totali di infortuni sono cresciute del 33%. Ma com'è possibile che un uomo a 67 anni sia ancora costretto a stare in cantiere e a salire su un'impalcatura? Sono 10 anni che la Lega strompazza contro la legge Fornero, ma quando è al governo trova sempre un motivo per rinviare l'abolizione, inventandosi ora quota 100 dopo quota 103. Una buona riforma è poter consentire a chi lo vuole di andare in pensione dopo 41 anni di contributi e senza nessuna penalità. I soldi vanno presi non dai poveri, ma da chi ha accumulato ricchezze infinite. Necessita un prelievo ai grandi patrimoni, tassare imprese che fanno extra profitti, combattere l'evasione fiscale arrivata a 100 miliardi e poi redistribuire il reddito. Per questo c'è bisogno del sindacato, baluardo per i diritti, un sindacato unito a sostegno dei lavoratori e delle famiglie che soffrono la povertà. Cercano di distrarre l'attenzione dai veri problemi promettendo il pugno duro con i migranti e sprecando fiumi di parole con il PNRR, promettendo strutture sanitarie nel territorio, ma non ci dicono con quale personale dovrebbero funzionare. Forse pensano di nuovo alle cattedrali nel deserto degli anni '80. Intanto tagliano risorse alla scuola, alla sanità, agli enti locali che non hanno tecnici e personale qualificato. Mi chiedo, chi deve preparare i progetti? È necessario un piano di assunzione nella pubblica amministrazione per garantire i servizi indispensabili, efficienti ed efficaci, nella sanità come nella scuola, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Altro che modificare il codice degli appalti per tagliare la burocrazia. Con queste proposte del massimo ribasso, con i subappalti infiniti, scaricano tutto sulla pelle dei lavoratori, in quanto per rientrare nei costi le aziende risparmieranno sul costo del lavoro e nella sicurezza. Allargando le maglie per affidamenti diretti si corre il rischio di favorire la criminalità che ha dimostrato di saper piazzare i propri uomini nelle pubbliche amministrazioni. Abbiamo troppi esempi di finanziamenti persi. Mentre le nazioni del Mediterraneo hanno cambiato volto con i finanziamenti europei, la Sicilia non ha realizzato nulla di importante. Come tacere sul finanziamento di 18 milioni di euro messi a disposizione per l'istituto Enrico Fermi di Agrigento, revocato perché l'allora assessore regionale La Galla
aveva messo su una struttura per preparare le progettazioni, scioltasi come neve al sole senza avere mai iniziato un solo lavoro. Dentro questa tragica situazione italiana troviamo una provincia tra le ultime, in tutte le classifiche che misurano la qualità della vita, il benessere economico e sociale. Tutte ragioni che oggi portano non più solo il singolo, ma intere famiglie ad emigrare per cercare lavoro e per raggiungere i giovani che vanno via per studiare e che poi vengono raggiunti dai loro congiunti. Allora cosa fare per provare ad invertire la rotta? Ad Agrigento abbiamo sperimentato un percorso molto importante e con successo per difendere i diritti civili e migliorare le condizioni di vita. CGIL, CISL, UIL, Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro sono riusciti a mettere in campo il cartello sociale. Con gli amici Don Mario Sorce, Totò Pezzino, Emanuele Gallo e Geracquisto, assieme alla sapiente regia della prefettura, abbiamo dimostrato che si può sfidare la burocrazia e la distrazione della politica che spesso si gira dall'altra parte rispetto ai problemi, tricerandosi dietro alle parole fatte. Non ci sono i soldi. Non sempre questo è vero, o comunque spesso i problemi si risolvono comunque con la buona volontà. In mezzo a tante calamità questa provincia negli ultimi anni ha avuto la fortuna di avere prefetti che sono stati e sono esempio di come lo Stato sia presente, disponibile a caricarsi innumerevoli problemi che vanno oltre la propria competenza, ma che non per questo si sottrae nel dare una mano. Un grazie di cuore al prefetto Maria Cocciufa per il lavoro che fa incessantemente tutti i giorni per la nostra collettività, a volte tirando fuori dai guai tanti lavoratori che non trovano risposte da parte datoriali a cui, grazie al suo intervento, si è riuscito a trovare esiti positivi. Il cartello sociale, dicevo, può fare tanto per questo territorio, starando coloro che hanno responsabilità di governo a vario livello e non lo esercitano. Ciò è stato dimostrato in occasione della grande marcia del 25 gennaio 2020 che, coinvolgendo i sindaci, associazioni datoriali, culturali, ha smosso opere pubbliche da anni fermi, restituendoli alla collettività. Il cartello ha saputo coinvolgere allora il vice ministro Cancellieri, che è rimasto colpito per la mole di lavoro fatto dal cartello sociale ed è stato determinante per lo sblocco di quei cantieri. Ancora, il cartello sociale ha avuto un ruolo importante nell'appoggiare la scelta di tanti sindaci, pressati dalla società civile e da numerose associazioni, di affidare la gestione delle reti idriche ad una società pubblica. Siamo riusciti a fare deliberare giunte e consigli comunali per aderire al prestito regionale e consentire ad AICA di mettere in campo le iniziative necessarie per arrivare ad un'autonomia gestionale, oltre che economico-finanziaria. Questo mentre qualche sindaco lavorava e forse ancora oggi lavora per fare tornare in mano ai privati la gestione dell'acqua. Abbiamo toccato con mano la grave situazione degli istituti scolastici, che sono privi di agibilità. Alcuni presentano problemi alle strutture, altri sono in appartamenti che nulla hanno a che vedere con una scuola. Dall'incontro avuto con il commissario emerge un quadro desolante e qui tutta la responsabilità politica dei governi regionali da Crocetta ad oggi, che continuano a mandare commissari pensionati per mesi, senza garantire un minimo di prospettiva. Un commissario non all'altezza, un commissario che non dà risposte, un commissario che non dà neanche una risposta a un comitato dei genitori costituitosi in poche ore, che hanno raccolto centinaia di firme, inviando una lettera chiedendo se quelle strutture dove mandano ogni mattina i figli a scuola sono a norma di legge. Non ha dato una risposta neanche per tranquillizzarle che ci sono le agibilità di legge. Agrigento così perde altre 2 posizioni rispetto al 2021 ed è all'86° posto nella classifica per qualità della vita e la gente continua a scappare.
Dobbiamo rimboccarci le maniche e riprendere a incalzare la politica per creare le condizioni minime per lo sviluppo e insistere per avere infrastrutture viarie e tecnologiche decenti di un paese come il nostro. Infine, dobbiamo riportare al centro del dibattito politico la lotta alla mafia e l'esigenza di avere legalità. Non è tollerabile che ogni giorno ci deve essere un amministratore o un imprenditore intimidito con campi di uliveto rasi al suolo. È una cultura che non ci appartiene, che il cartello sociale deve combattere con determinazione e con forza, perché ci crediamo. Non appartiene certamente alla CGIL e che quindi contrasteremo. La CGIL sul terreno della legalità non mollerà di un solo millimetro. Continueremo ad essere vigili, attenti e ci opporremo a qualsivoglia segnale antidemocratico e di illegalità. Nei casi estremi siamo presenti e saremo presenti anche con la richiesta di costituzione da parte civile. Lo abbiamo fatto per le false 104, lo abbiamo fatto in tutti i grandi processi di mafia nell'Agrigentino e la criminalità organizzata. Così ci è stato anche riconosciuto il diritto risarcitorio, somme che noi devolviamo in beneficenza. La CGIL è anche questa, simbolo e presidio sociale di legalità. Stiamo vivendo una fase difficile e complessa, scandita da eventi eccezionali e mutamenti profondi. Cambiamento climatico, pandemia, guerra, ragazze e ragazze, donne assassinate perché chiedono democrazia e libertà in Iran come in Iraq. Sono fenomeni e passaggi anche traumatici che lasciano il segno, che ci devono fare riflettere. Pensare e ripensare, soprattutto a come agire se vogliamo ancora nutrirci di valore e speranza. Siamo a Natale, siamo a fine anno e penso sia possibile coltivare un sogno. Anch'io ho un sogno, che ci sia un mondo senza guerra, senza povertà, con diritti e dignità per tutti gli esseri umani. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali, in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire con gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La CGIL continuerà a lavorare e a battersi per il rispetto di questa dichiarazione. Vi ringrazio.